Per dimensioni non sarà più una casetta, ma lo resterà per l'intimità dei rapporti e delle relazioni personali che in essa si potranno ricreare. Per i ragazzi residenziali dell'Anfas di Chiavari, quella che si sta realizzando nei locali del Santuario di Sant'Antonio sarà una dimora nuova e confortevole che sostituirà l'attuale sistemazione. Forse ci dispiacerà anche lasciarla, perché le cose che ti hanno permesso di, no, di crescere, ti ci affezioni. Però adesso, poverina, è diventata piccola, piccola e non più idonea ai bisogni dei ragazzi. E quindi è stata proprio una scelta assolutamente obbligata, quello che hanno fatto le famiglie, di impegnarsi in questa impresa che per noi davvero è faraonica, ecco, no? La struttura comprende 2 appartamenti del dopo di noi, uno destinato a 2 persone che già sperimentano la vita in maniera autonoma, l'altro per chi desidera provare a vivere da solo. C'è poi la vasta area residenziale con 8 camere da 2 letti, l'area mensa e ricreativa. A lavori quasi ultimati si è presentata una nuova necessità. A tutto quello che avevamo già in mezzo si è aggiunta una variante di una legge regionale per cui dobbiamo rifare 2 camere. E quindi già in un momento di difficoltà queste 2 camere aggiuntive ci creano molta tensione e molta preoccupazione. La nuova casetta per i ragazzi dell'Anfas rappresenta uno spazio dove vivere in maniera autonoma nonostante la disabilità. Per i genitori una rassicurazione sul futuro dei figli anche quando non potranno più contare sulla famiglia. Non è tragico, è un pensiero che hanno tutti i genitori che hanno un figlio così. Bisogna avere la forza di staccarsi, di pensare che il proprio figlio possa avere l'adeguata assistenza anche al di fuori della famiglia e sopportare un po' il distacco. In tutti questi anni non è mai mancato il supporto da parte del territorio, oggi più che mai necessario per completare l'opera. Le famiglie da sole chiaramente non ce la fanno e non ce la farebbero, non ce l'avrebbero fatta. È il territorio che in qualche modo ci sta manifestando la vicinanza e davvero io credo che quando sarà finita questo sarà qualcosa creato da tutti. E forse ancora più bello, no? Perché quando sai che tutti l'hanno vissuta, ti hanno accompagnato nel percorso, ti rimane qualcosa dentro di importante, di indelebile.